In una Verona già blindata per un fine settimana che si annuncia intensissimo, il 13° convegno mondiale della famiglia si apre già con la prima rovente polemica. La sala del Palazzo della Gran Guardia è gremita, i giornalisti restano fuori in una sala stampa allestita per l'occasione, ma a dare fuoco alle polveri è il leader del Family Day Massimo Gandolfini, proprio parlando a margine del convegno. In Italia dal 1978 ad oggi sono stati uccisi 6 milioni di bambini, ha detto. La legge 194 è stata applicata soltanto negli articoli che permettono la soppressione di una vita e non in quelli che aiutano la maternità. Frasi ignobili per Alessia Morani della presidenza del gruppo PD alla Camera, che ha chiesto al Ministero della Famiglia, Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Verona di ritirare il patrocinio dalla manifestazione. Tra l'altro il simbolo di chi il patrocinio l'ha tolto davvero, a Verona lo si vede ancora. Il logo della presidenza del Consiglio dei Ministri rimane sulla cartellonistica e sul materiale cartaceo del congresso. Nella nostra città chiunque ha il diritto di esprimere le proprie idee e di confrontarsi, ha detto il sindaco Federico Sboarina nel suo intervento, e in effetti a Verona non si parla d'altro, dentro e fuori il Palazzo della Gran Guardia. Stavo leggendo giusto adesso il Pro Family e non capivo cosa fosse sto Pro Family, perché mi chiedo chi sia contro la famiglia, nel senso io non lo sono, però sono sicuramente più per una famiglia di larga visione rispetto a quella che penso concepiscano loro. E per me la famiglia deve essere solo una unica, che è composta da un uomo e una donna, che nell'eventualità fanno nascere e crescere i bambini. Ci sono delle persone che hanno dei pensieri che sono assurdi, insomma. Solo a pensarlo 10 anni fa sembrava impensabile, invece adesso siamo tornati nel nuovo Medioevo, evidentemente. Tra i gadget del congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona fa discutere un feto di gomma che rappresenta un embrione di 10 settimane, donato da uno degli sponsor e accompagnato da un cartellino con la scritta «L'aborto ferma un cuore che batte». Estremamente chiaro sull'argomento è già stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, atteso sabato a Verona. Le conquiste sociali non si toccano, ha detto il leader leghista. Non si discute sulla revisione dell'aborto, del divorzio e della libertà di scelta per donne e uomini.